Ben ritrovati amici di Diffusion, buon giovedì a tutti voi. Oggi sono davvero contentissima di questa puntata che vi vado a presentare perché venite assieme a me, assieme al mio amico Sauro a scoprire i segreti di alcune piante officinali che non sono così comuni. Infatti andiamo assieme a Casola Valsenio, andiamo al giardino delle piante officinali del professor Augusto Rinaldi Ceroni. Di cosa parleremo? Parleremo di dragoncello, acetosa e acetosella. Scopriremo le caratteristiche di queste tre piantine officinali, poi andremo da Katia in cucina per una ricetta davvero sfiziosa. Sono filettini di pollo al dragoncello su un letto di acetosa. E poi per scoprire le ultime proprietà di queste tre piantine ci sarà sempre la nostra esperta erborista. Ben ritrovati al giardino officinale Augusto Rinaldi Ceroni di Casola Valsenio. Ben ritrovati assieme a me e assieme al direttore del giardino officinale, nonché nostro cicerone Virgilio, come Virgilio lo è stato per Dante, tu Sauro lo sei per noi alla scoperta dei segreti delle piante officinali. Allora, oggi parliamo di una pianta di cui ho sempre sentito, anzi diciamo letto nelle ricette, in certe ricette particolari, dove dice aggiungere dragoncello QB. Quanto basta? Che io devo dire, adesso vado a vedere al supermercato se vendono il dragoncello. E in effetti esiste. Vi posso garantire, il dragoncello esiste, è lui, è questa piantina verde qui. E adesso però tu, Sauro, ci devi spiegare come funziona, che cos'è, come si usa e che proprietà ha. Il dragoncello, il suo vero nome è Artemisia dracunculus, è una pianta spontanea che cresce spontaneamente nei nostri ambienti, nel nostro territorio, un po' in molte zone dell'Europa anche. È una piantina erbacea, perenne, di altezze diverse. Questa che ho qui in mano e abbiamo qui vicino a noi è una varietà particolare di dragoncello, di estragone, come chiamano i francesi estragon, una selezione francese, piemontese, migliorata nel tempo, importante per l'uso alimentare, molto aromatica, profumata, speciale proprio per la cucina, mentre la specie spontanea, selvatica, che ha un portamento maggiore, dopo la vedremo, più rigogliosa, più alta, con le foglie anche molto più grandi, non ha lo stesso aroma. Secondo gli esperti questo è il migliore in assoluto e purtroppo questo estragone dragoncello sta un po' scomparendo perché è soggetto a delle malattie, di conseguenza tende a essere abbastanza delicato, difficoltoso da propagare. Intanto vediamo la sua caratteristica, è quella di avere questo sapore che sembra quasi finocchio, anice finocchio, tant'è vero che se mastichiamo la fogliolina ci pizzica sulla lingua, è aromaticissimo, è molto gradevole. Noi siamo Real TV, adesso. Si sente parecchio. È buono però sto dragoncello. E il nome dragoncello sembrerebbe derivare dal fatto che desse una grande energia, grande carica. Mi Almeno, sento proprio. almeno così si diceva. Invece aiuta a abbassare la pressione. Questo è l'altro aspetto opposto, la sua proprietà è proprio questa, quindi aiutare a abbassare la pressione, ma soprattutto quello che è importante di questa pianta, ed ecco perché si consiglia spesso in cucina, nella ristorazione, è quella di aromatizzare gli alimenti, le pietanze, i cibi, nonché l'aceto, nonché l'olio, e impiegando i rametti di dragoncello nell'aceto si potrebbe fare a meno anche di usare il sale o ridurre la quantità di sale, quindi per chi deve seguire le diete. È vero, nelle diete, nelle ricette per le diete, cioè quando ti dicono no, niente sale, eliminare il sale, tra gli aromi sostitutivi c'è spesso il Il dragoncello. dragoncello, proprio per questo sapore molto forte, intenso, Buono. questo pizzicore che dà sulla lingua, ma per il suo A profumo me è che ha, piaciuto. è molto molto gradevole. Quindi aromatizzazione dell'aceto, poi si vedrà per la parte che riguarda la cucina, ma semplicemente un rametto in una bottiglietta di aceto, già dopo poche ore, 12 ore, è aromatizzato e si può incominciare ad impiegare. Il profumo che poi rilascia è fantastico, molto gradevole. È un'erbetta, dicevo prima, aromatica che sviluppa, vegeta in primavera. Finché non fa abbastanza caldo non incomincia a vegetare e per tutto il periodo primaverile estivo è in vegetazione, come arriva l'inverno va in riposo. La pianta non muore, è ancora verde, ma ricaccerà l'anno successivo, quindi va semmai raccolto, conservato, essiccato,
preparato, messo sotto olio, sotto sale per continuare ad avere il suo profumo, il suo sapore. In molte salse viene spesso impiegato. Dicevo prima però che è una piantina delicata. In effetti se avviciniamo lo sguardo, entriamo, adesso siamo a settembre, si vedono alla base della pianta delle foglioline bruciacchiate, marroni, sono Soffre il seccate, caldo. soffre l'umidità eccessiva e va incontro a ruggine. C'è questa malattia puccinea del dragoncello, che è proprio la ruggine, e va a distruggere completamente le foglie. Quindi quando si raccoglie il dragoncello è bene verificare che le foglie siano tutte quante sane. Quindi si osserva la pagina inferiore della foglia, quando è perfettamente pulita, sana, si utilizza. Se invece scendendo arriviamo a vedere delle pustole, come in questo caso, sono dei piccoli puntini Marroncini. marroncini, scartiamo le pustole e usiamo solo la parte che è sana, che non ha nessun tipo di malattia. Si taglia, si recide e ricaccia con facilità, senza nessun problema. Vuole sole, vuole caldo, luce, insomma un po' di acqua nel terreno, se sono le piantine in vasetto, se sono, anche qui usiamo sempre vasi un po' grandi, compreremo. Rinvasiamo sempre, quindi quando Rinvasiamo compriamo. sempre, conviene, anche perché il vasetto che si acquista di tipo commerciale serve per avere una dimensione ridotta del vaso perché questo sia meno ingombrante, ma quando siamo a casa diamogli spazio, diamogli in modo che le radici possano allargarsi, sviluppare e anche la pianta sarà sicuramente più robusta, dovremo forse bagnare un pochettino meno ed è bene non eccedere mai nella quantità di acqua da portare. Inoltre cerchiamo di non bagnare mai le foglie troppo, ma sempre solamente sotto chioma, nel sottovaso, o meglio solamente il terreno, niente di più. Se poi abbiamo la fortuna di poterlo mettere in terra, la pianta sarà ancora più rigogliosa e più bella. Non importa se tagliamo 3 volte, 4, 5 volte durante l'arco dell'estate, la pianta ricaccia con facilità. E proprio perché conviene usarla fresca, il profumo, la fragranza, il sapore è davvero fantastico, molto buono. La consiglio anche a chi soffre di alito pesante, credo, perché è abbastanza forte, fresca, mentosa, finocchiosa. Insomma, se avete problemi di questo genere, prendetevi una piantina di dragoncello, ve ne sarà grata tutta la famiglia e soprattutto tutti i vostri colleghi. Bene, poi qui a fianco al dragoncello ci sono questi fiorellini gialli, ma sono parenti del dragoncello? Sono no. No, non hanno nessun legame di parentela, è solamente una nostra scelta fatta per una sorta di consociazione, dove questo fiore giallo si chiama tagete e ha una funzione soprattutto di tipo agronomico, serve per controllare, per limitare la presenza di alcuni parassiti nel terreno, quindi è una sorta di lotta biologica, naturale. Entrambe le piante convivono, ognuna ha il suo spazio, il suo luogo di sviluppo e quando tagliamo una tagliamo anche l'altra ed entrambe riprendono a vegetare. Intanto il tagete permette di controllare alcuni parassiti del terreno e così riusciamo ad avere lo sviluppo regolare della pianta. Oltre che è un aspetto, un colpo d'occhio sicuramente bello e interessante. Si parla, se non ricordo male io, anche di liquore al Sì. dragoncello. Si può fare anche il liquore, quindi? Eh sì, l'uso più diffuso sicuramente oggi del dragoncello è quello della liquoristica, quindi la pianta essiccata viene lavorata e messa a macerare e quindi in alcol, poi l'industria liquoristica ne impiega parecchio. L'uso è frequente ed è proprio un buon digestivo. Questo ecco, oltre che dare profumo, dare sapore, è un digestivo interessante. E aiutare a mantenere un alito fresco. Andiamo a scoprire anche un'altra varietà di dragoncello, quella di cui ci hai parlato prima. Benissimo, ci spostiamo. E voi non andate via, venite con noi. E allora tutto quello che avreste sempre voluto sapere e non avete mai osato chiedere sul dragoncello. Valentina ci svela tutti i misteri di questa pianta. Ciao, allora il dragoncello tradizionalmente era considerata la pianta della forza, della salute, si pensava proprio che attribuisse forza, vigore, addirittura che immunizzasse contro la peste e che allontanasse la malinconia. Sono note appunto queste proprietà toniche, stimolanti anche delle attività digestive del dragoncello. Il dragoncello presenta una foglia che ha un sapore dolciastro, che può essere masticata anche così subito appena raccolta e purifica immediatamente l'alito oltre a placare il singhiozzo. È possibile trovare in erboristeria, in farmacia, una tintura madre del dragoncello, quindi una preparazione idroalcolica
trova impiego in tutti i casi di inappetenza, anche problematiche alimentari gravi come l'anoressia, proprio perché stimola notevolmente l'appetito ed è consigliata in tutti i casi di astenia, convalescenza, proprio per le sue proprietà toniche e rinvigorenti. Quindi se ci sentiamo un po' giù, Dragoncello. tintura madre. Preferibilmente tintura madre. L'olio essenziale che si estrae dal dragoncello trova impiego prevalentemente in liquoristica o nell'industria conserviera. Allora, tintura madre di dragoncello quando ci si sente un po' giù, quando invece proprio ci si sente un po' giù di morale ma si è in compagnia degli amici, liquorino al dragoncello. Abbiamo fatto una salita dalla base fino alla sommità, tra l'altro un panorama bellissimo. Venite a visitare qui a Casola Val Senio il giardino delle piante aromatiche perché è meraviglioso. Stavamo parlando di dragoncello. Sauro ci ha detto che ce ne sono 2 tipi, siamo stati a conoscere il primo, questo è il secondo. Qui si vede una pianta completamente differente di portamento, di sviluppo, di altezza e di dimensioni, molto più alta, molto più rigogliosa. Ci sono molti rami secchi perché siamo avanti nella stagione, quelle piante tendono a proseccarsi di loro, oltre che al problema della ruggine che vi citavo prima. È una pianta differente anche di sapore, proprio assaggiando queste foglie non ritroviamo più Assaggio. prego, il sapore del finocchio che si sentiva prima, che pizzicava nella lingua, che insaporiva. Questa volta è più sgradevole, più sciapo, meno buono. Insomma, è sicuramente una pianta selvatica, spontanea, molto rigogliosa, molto alta, rustica, particolarmente indicata anche per il consolidamento dei scarpati dei terreni. Questo, ad esempio, a differenza dell'altro estragone che abbiamo visto prima, si propaga da seme, si può riprodurre facilmente. L'altro invece, essendo sterile, solamente per divisione di cespo o per talea. È più delicato anche. Ecco che questa pianta si presta invece per quegli ambienti molto più aridi, più siccitosi e per sviluppare e consolidare scarpate. Stanno facendo molte aziende selezioni di questo estragone, di questo dragoncello, che alcuni lo chiamano tedesco o russo, proprio per migliorarne le sue caratteristiche organolettiche, il suo profumo e il suo sapore, ma ancora non sono al pari dell'altro. Questo ancora può essere usato perché produce maggiormente, i semini che troviamo, le piantine che troviamo sul mercato sono più spesso di questa varietà, di questa specie o di questa specie addirittura, però non sono mai al pari dell'altro che abbiamo visto prima, cosiddetto franceso piemontese. E allora, chiudiamo la parentesi del dragoncello, andiamo a scoprire una piantina nuova, si tratta dell'acetosa. Io pensavo fosse acetosella, ma sarà acetosa. Acetosa perché differisce dall'acetosella per genere, specie e poi vedremo anche per portamento. È proprio un'altra pianta, venite con me. Io bruco perché ho scoperto che ci sono tantissime piante che uno, non lo so, pensa che siano utilizzabili in 1000 modi, ma di sicuro non da mangiare così. Sto mangiando l'acetosa. È buonissima, ha un sapore un pochino acidulo, inaspettato. Io conoscevo il nome, non sapevo neanche che si potesse mangiare. Ho scoperto anche di poter diventare forse vegetariana. Alla fine di questo ciclo di trasmissioni vi annuncerò che dopo aver scoperto tutte le possibili piante commestibili, io posso diventare vegetariana. Se ci divento io, ci diventano tutti. Sauro, acetosa. È un'erbaccia, forse il nome non piace tanto come definizione, però in fondo si può definire tale, perché è un rumex, tipo un romice, come tanti romici sono spontanei, anche questa cresce spontanea in molte zone, parenti tanti romici che danno fastidio ai giardini, negli orti, nelle coltivazioni che si vogliono eliminare. Lo si vede bene dalla infiorescenza,
che ci ricorda piante infestanti che troviamo un po' ovunque. La differenza e ciò che contraddistingue questa pianta dagli altri rumex, dagli altri romici, è il fatto di avere questa foglia molto più liscia, delicata e tenue, morbida anche al tatto, ma soprattutto edule. Si può mangiare da questo sapore, questa consistenza croccante e sapore acidulo. Ecco perché viene chiamata anche volgarmente erba brusca. Sì, perché brusca. Brusca proprio, dissetante, e sicuramente il suo sapore ricorda molto una prugna acerba. È importante, interessante perché da una parte viene considerata pianta edule, utilissima nell'alimentazione, nella preparazione di insalate, di salse e con tanti altri abbinamenti, bolliti, eccetera. Contraddistingue questa pianta il fatto di avere al proprio interno degli ossalati, contenere ossalati, quindi ferro, che per chi ha problemi ai reni sicuramente non è consigliata, è da eliminare, da escludere. Lo si nota o si può verificare anche perché la foglia intera, messa in un bicchiere d'acqua calda, un pochettino l'acqua la fa diventare leggermente rossiccia, arancione rossiccio, quindi è ferro che si ossida. Cede facilmente questi suoi ossalati. Si usa nell'alimentazione, quindi questo è il suo impiego principale. È una pianta perenne, molto rustica, robusta, rigogliosa, tant'è vero che si semina e nasce con facilità. E una volta che è stata messa in terra, si può tenere anche in vasetto, quindi vasi molto grandi in questo caso, perché ha un apparato radicale fittonante, enorme, lunghissimo, molto molto profondo. Messa in terra vive molti anni, non c'è problema o rischio di perderla, ben difficilmente scompare, anzi più spesso diventa infestante nel giardino o nell'orto, ma credo che, come ha fatto prima, si possa combattere facilmente brucandola, mangiandola e soprattutto quando è giovane, quindi dalla primavera, molto presto questa volta, fin dai mesi di marzo, tende a spuntare dal terreno e fino ad arrivare alle prime gelate ancora è presente. Più si taglia, più ricaccia, più si mantiene fresca e più facile è il suo impiego, la sua raccolta, il suo utilizzo per la cucina, per la ristorazione. Quando invece la pianta va a fioritura, sviluppa il suo scapo fiorale, come in questo caso, ma soprattutto in primavera, perché la fioritura avviene nei mesi di maggio, giugno, e a seconda sempre delle altitudini, ecco, la foglia si spessisce moltissimo, diventa più consistente, più rugosa, meno buona da mangiare. Quindi è bene utilizzarla fresca, giovane, si taglia e ricaccia con facilità. Allora, se avete magari dei problemi di ferro, avete l'emocromo basso, vi dicono sempre mangiare ferro, quindi carne rossa, spinaci. Se non vi piace la carne, se non vi piacciono gli spinaci, acetosa, perché alla fine abbiamo scoperto che è una pianta che porta e veicola molto bene il ferro. Domanda, che cosa è successo qui? Le lumachine? Sì, qui ci sono attacchi diversi di tanti piccoli insettini, questa è una delle caratteristiche di questa pianta, si fa attaccare, ci sono attacchi di altica, vanno a volte cicaline, vanno lumache, vanno tanti altri parassiti, a differenza di altre che sopportano molto bene i parassiti, questa è un po' più delicata e soprattutto nel periodo primaverile estivo gli attacchi sono molto forti, ma si taglia, si butta via la foglia malata e ripartono spesso sane, nuove. Queste si scartano, si eliminano e si utilizzano invece quelle utili, quelle buone. Altra domanda, si parla spesso, ci sono moltissime polemiche, pesticidi piuttosto che sostanze nocive. Qui non viene usato niente, le vostre piante che sono bellissime, meravigliose e commestibili, adesso tra la fine ne prendo un altro pezzetto, non hanno subito trattamenti nocivi. No, adesso la coltivazione che noi facciamo è in biologico, quindi più spesso quando c'è bisogno, serve, ricorriamo a prodotti di origine naturale, estratti naturali, a volte li facciamo noi direttamente, forse hanno un'azione più blanda, però ugualmente in parte efficace per quello che è il nostro utilizzo, il nostro interesse può andare ugualmente bene, dal macerato di ortica, dal macerato dell'aglio, gli oli essenziali anche possono essere utili, diluiti nel giusto rapporto. Ce E già l'avevi questo. detto nell'altra puntata per la lavanda. Esatto, esatto. E tanti altri oli essenziali oltre alla lavanda possono essere impiegati, utilizzati. L'equiseto ancora può essere utile. E quindi questo ci dà un modo di riuscire a difendere un pochettino le piante. E poi interveniamo quando apro l'azione drastica col taglio, tanto dopo la pianta riesce a ricacciare, eliminando così in questo modo di primo acchito il parassita o il patogeno. Questo non vuol dire che dopo non tornerà sicuramente, però a noi per la nostra attività, il nostro utilizzo è più che sufficiente. D'altra parte, essendo il giardino un luogo di studio, di ricerca, di osservazione, è anche importante
vedere il parassita o il patogeno sulla pianta. Vengono spesso ricercatori, studiosi universitari, entomologi, patologi che osservano l'evolvere, la presenza di parassiti, cercano e ricercano insetti. Quindi questo è un laboratorio, è un pullulare anche di insetti utili e dannosi, e nello stesso tempo comunque, lasciando anche qualche parassita, arrivano anche i predatori utili. Quindi nella lotta biologica anche questo aspetto è fondamentale.